Ben ritrovati dalla redazione. La criminalità campana colpisce ancora, maxi truffa a Gorizia. I carabinieri hanno denunciato due donne di origini napoletane responsabili della truffa di 12.000 euro ai danni di un'anziana goriziana. Sua figlia ha fatto un incidente nel quale sono coinvolte una madre e un figlio, entrambi in fin di vita, così le truffatrici al telefono sono state rintracciate a Udine. Un ciclista di 86 anni residente a Bassano del Grappa è morto a causa delle ferite riportate in un investimento a Rosà, comune nel comprensorio bassanese. Secondo quanto ricostruito, l'uomo Prospero Magaldi, ex dipendente delle Poste Italiane, stava rientrando a casa quando per causa in corso di accertamento è stato investito da una vettura. Molto violento l'impatto, con il pensionato sbalzato in avanti per diversi metri dopo aver infranto il parabrezza con il capo. Non possiamo guardare al futuro senza valori, senza identità, senza radici, non possiamo guardare al futuro senza passione, senza impegno, senza anima. Il futuro si immagina sempre solo con coraggio, con iniziativa, con cuore e con gli altri. Con queste parole Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, è intervenuto ieri al convegno Connessioni 2024, valorizzare la tradizione, innovare il presente e ispirare il futuro, a San Quirino, Pordenone. Tra i temi affrontati il fenomeno della desertificazione commerciale, che Sangalli ha definito non solo quantitativo ma anche qualitativo. Oltre 1,4 miliardi di finanziamenti in 20 anni e quasi 300 milioni arrivati grazie al PNRR. Il patrimonio edilizio scolastico del Friuli Venezia Giulia negli ultimi 4 lustri è stato oggetto di manutenzioni puntuali anche particolarmente onerose, e mentre alcuni plessi chiudevano i battenti, si è arricchito con la costruzione ex novo di alcune scuole, realizzate seguendo standard costruttivi all'avanguardia, soprattutto sotto il profilo della tenuta sismica, perché nuovi complessi destinati all'istruzione sorgeranno nei prossimi anni con progetti ambiziosi come quelli dei campus previsti a Gorizia e Monfalcone, ma anche delle nuove elementari a Porcia, Corlenonsere di Puglia, tanto per citare dei progetti di cui si sono occupate le cronache negli ultimi giorni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: sulla zona montana nelle ore notturne foschie nel fondovalle, in giornata cielo variabile, maggiore nuvolosità verso sera e sulle prealpi Giulie. Su pianura e costa da nuvoloso a coperto, dal pomeriggio possibili piogge in genere deboli sulla costa e sulla fascia orientale, con quota neve intorno ai 2000 metri. Temperature minime in pianura fra 4 e 7 gradi, le massime fra 10 e 12, sulla costa minime fra 7 e 10, le massime fra 11 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.